benvenuti a Ci Vediamo a Via Veneto. Imma Giuliani, abbiamo le gemelle Squizzato, in realtà le abbiamo tutte e due, Silvia e Laura. In tasca? Io sono abituata a vederle sempre insieme, adesso mi fa un po' particolare vederla da sola. È una cosa un po' speculare, ma tanto sono uguali, Sì, te lo dico identiche, veramente. sono identiche. Sì, siamo speculari perché io ho la riga dei capelli di qua Hai e capito? Laura ce l'ha di là, io sono mancina e lei è destra. E parlo io per lei perché oggi che doveva essere qui con noi, questo è il bello della diretta, è dovuta partire all'improvviso per un servizio. Vi sareste vestiti uguali, ovviamente. Molto simili, noi ci abbiniamo, non ci vestiamo uguali ma ci abbiniamo. E quindi andate bene sempre come tonalità. Sì, abbiamo complementari. dei colori che non stiano mai male insieme, e anche come modello, se siamo sportive, tutte e due sportive. Perché siamo abituate. Silvia Squizzato, simpaticissima come la tua gemella, giornalista professionista, sei sempre in TV, sempre inviata speciale. Sì, abbiamo inviato, abbiamo però anche condotto programmi di mare in Rai, abbiamo fatto un po' come conduttrice e come inviata in programmi magari come questo di Giancarlo Magalli, Fatti Vostri, che è un programma storico. Imma, Esatto. dimmi com'è la convivenza lì. C'è una redazione che conosco vagamente. Ecco, che io e lei ci collabora, no, dietro le quinte. Esatto, condividiamo questa bellissima famiglia di redazione dei Fatti Nostri. È una bellissima famiglia, siamo sempre insieme, ci vediamo spesso. Sono entrata da pochissimo tempo e devo dire che sono stata talmente Pochissimo, felice un paio d'anni, insomma. Sì, vabbè, ma loro ormai sono il volto della Rai, per dire Sì. pochissimo il loro confronto. E devo dire che ho avuto un'accoglienza dall'inizio già calda, bellissima. Veramente emotivamente parlando coinvolgente. Non è difficile amare Imma Giuliani, una No, persona, una professionista. Hai il e sorriso, una veramente grande- il viso gli parla da solo, no? A Silvia Squizzato, ma lo ami il tuo lavoro? Lo amo Lo visceralmente. amate? Cioè ormai Laura che c'è, Laura c'è Una foto. con la riga dall'altra parte, ma c'è. Lo amiamo visceralmente, tant'è che anche quando abbiamo iniziato nelle TV locali a Brescia, poi a Tele Lombardia, per poi arrivare in Rai, abbiamo fatto sempre scelte magari a volte un po' più difficili, più insicure, ma non avremmo potuto fare altro, e quindi abbiamo preferito sempre rischiare. Poi ci è andata bene, ma a volte quando abbiamo deciso di non fare una cosa, magari gli Piuttosto uffici che stampa farne per un'altra. seguire la nostra passione, non sapevamo cosa ci avrebbe portato questo. Ma hanno Quindi- scritto un libro, lo sai? Hanno scritto un libro, infatti me l'hanno detto appena ci siamo conosciute e non Di vedo cosa l'ora tratta? di leggerlo, perché insomma abbiamo abbiamo promesso da sì. Allora là siete voi, Sì, è Cosa colpa tratta? nostra. Noi abbiamo scritto questo libro dedicato al mondo dei gemelli, ma rivolto soprattutto a chi non è gemello, perché Ah, ecco, stavo dicendo, tanto esclusa perché. no, i gemelli ci si ritrovano nel leggerlo, ma è pensato per chi non è gemello e per rispondere a tutte Capito, quelle l'hai domande spezzato? che nel corso della nostra vita ci siamo sentite fare. Abbiamo cioè? capito che ci sono una serie di curiosità, perché il mondo dei gemelli è un mondo che mette un po' in crisi il concetto dell'individualità. La società è fatta per l'individuo, e il mondo del gemello invece mette in crisi perché si vedono due persone che sono uguali, molto simili ma non identiche, e con un legame che è unico, perché io e Laura abbiamo anche una terza sorella, Elena, a cui non possiamo dire di volere meno bene, Certo. ma è un rapporto diverso, il rapporto gemellare è unico. E siccome abbiamo visto che sono tanti a scrivere sui gemelli, ovviamente storici, Dice, ora ci esperti pensiamo medici, e poi anche psicologi eccetera, abbiamo visto che non solo in Italia ma anche in Europa non esisteva un libro scritto da gemelli sui gemelli. Allora ci abbiamo pensato noi, in quanto giornaliste abbiamo voluto, certo, sì. in quanto giornaliste. Come vi siete avvicinate a questo mondo, a questa professione di giornalismo? In realtà è nato proprio per una passione. Mio padre non è un giornalista professionista, ma si dilettava da ragazzo ed ha sempre voluto mantenere il tesserino da pubblicista, anche se poi si è dedicato a una Ad attività altro, completamente diversa. E quindi ne abbiamo sempre un po' parlato, e quando avevamo 16-17 anni ha iniziato per gioco a proporci di seguirlo con
a seguire delle partite di pallavolo femminile che lui seguiva per hobby, e c'è stato bisogno nella TV locale di qualcuno che scrivesse. Noi ormai eravamo delle esperte, perché da quando eravamo bambine noi seguivamo le partite di pallavolo, e abbiamo iniziato a scrivere come così, molti fanno sui giornali locali e per delle parti sportive, che è il modo un po' più facile di introdursi. E è stato lui a farci prendere subito il tesserino da pubblicista, tant'è che a 18 anni e mezzo eravamo già pubbliciste, e da lì poi il percorso è stato a volte facile, a volte più difficile, ma sempre molto intenso, e devo dire ci vuole impegno, ma anche ci vuole fortuna. C'è Imma che freme, Sì, c'è no, una domanda che la questa deve domanda fare, te perché la vedo da prima. Tempo, perché noi fatti vostri trattiamo tantissimi casi, storie di persone, storie più o meno dolorose, anche storie leggere. E qual è il caso, la storia che ti ha colpito di più e perché? Allora, devo dire, in questi 4 anni di Fatti Vostri io e Laura siamo tornate ad affrontare la cronaca nera giudiziaria, che magari per alcuni anni, quando conducevamo programmi di turismo, eravamo più diciamo su argomenti proiettati su altro. Sono tornata all'origine, perché a Tele Lombardia facevo cronaca, e quindi all'inizio sei colpita un po' da tutti, perché emotivamente non è facile. Ti prende, Ti devi creare un po' un piccolo scudo protettivo, perché sennò se pensi troppo poi devi fare un po' come il medico che si astrae un po' dalla situazione. Ma la storia che forse più, le persone che più mi hanno commosso sono stati i genitori di un ragazzo minorenne che in provincia di Modena ha ammazzato i genitori del compagno di scuola. Questi 2 genitori hanno deciso, ovviamente sapevano che era colpevole, perché l'aveva anche ammesso, hanno deciso ovviamente di stargli vicino, ma era una famiglia veramente molto semplice, umile, con un altro figlio con una disabilità, ma la loro umiltà e orgoglio allo stesso tempo, nonostante tutto, mi ha estremamente commosso, perché non erano comunque rassegnati, benché la vita con loro non sia stata sicuramente molto gentile, perché erano delle persone loro veramente per bene. Insomma, ti è rimasta questa cosa. Cosa ti ha lasciato? Mi ha lasciato il fatto di pensare che a volte puoi essere una brava persona, e magari per una serie di motivi che magari un po' di povertà, ma non estrema, magari l'influenza della società, hanno fatto sì che il figlio facesse un gesto estremo che si porterà per tutta la vita, che ha rovinato comunque la serenità di una famiglia, che per quanto in difficoltà per il lavoro poteva comunque fare una vita semplice ma felice, e che a volte ti ritrovi in mezzo, e quindi che la cosa importante è godere di tutti i momenti della vita e capire che non sei per forza estraneo perché tu non compi, perché a volte anche le persone vicino a te possono o portare a fare cose o metterti in situazioni che ti rovinano comunque la vita, quindi se non ci succede siamo delle persone fortunate. L'amore e il vostro sogno nel cassetto, dovete dire. Allora, lo dico subito per evitare equivoci, che è dimostrato che i gemelli si sposano di meno e divorziano di più della media delle persone singole. Ah, capito? Già dai dato. Dice, io ve lo dico, il dato l'ho dato, fatemelo nominare. Questo è per giustificare. Scienza, visto? Cioè, è semplice, no? Brava, sì. Diciamo che siamo tutte e due, ci siamo dedicate molto al lavoro. In amore non siamo sempre state fortunatissime, io mi sono sposata ma separata. Alla domanda che vi leggo negli occhi, ma è perché non avete il coraggio di staccarvi, no, non è quello ovviamente, però il fatto di avere una persona su cui poter contare ti fa sentire meno sola, e forse ti fa sentire un po' più esigente nel rapporto di coppia, che a volte sono guai, si porta avanti, a volte, insomma, per non restare sole anche inconsciamente. Poveraccio che vi capita. Guardate, io dico sempre ai miei potenziali: guardate che vi dovete curare prima la sorella e poi prendi uno e paghi 2. È una cosa pesante, insomma, nel senso impegnativa. No, lo ammetto, perché se una persona a me piace e non piace a mia sorella non avrà lunga vita. Il sogno nel cassetto. Il sogno nel cassetto è
da un punto di vista lavorativo tornare a condurre un programma nostro, abbiamo scritto dei format. Wow! E poi, visto che noi abbiamo un po', raccontavo prima Imma, anche bazzicato nel cinema per gioco, solo perché noi non abbiamo mai voluto fare le attrici, ma essendo gemelle questa cosa attira. Ma vorremmo fare pure quelle? Abbiamo Troppo simpatiche, un progetto, quindi. abbiamo scritto un film, quindi ci piacerebbe poterlo produrre. Sì, Avete e scritto un quindi, film? sì. Questo è Ovviamente sul mondo dei gemelli. Beh, ognuno deve andare dove. sei un po' monotema, però insomma no, È scherzo. quello, la proiezione è quella. Beh, ma è assurdo che io, Silvia Squizzato e Laura Squizzato, giornaliste e conduttrici, ci mettiamo in competizione a scrivere film su No, cose forse che- certo. quindi io lo scrivo su una tematica che conosco e mi richiamo alla tradizione dei gemelli, Shopping del insieme, teatro. vivete insieme, No, tutta questa di roba qua? Plauto. No, noi viviamo in 2 case vicine nello stesso palazzo, ma una scala A e scala B, e con una Fantastico. piantina No, quasi ok. gemella. No, Sì. con la piantina gemella? Così ci hanno dato, a noi faceva piacere, una vita però qua. va tutto bene. Anche se poi l'abbiamo ristrutturata in modo diverso, quindi chi entra percepisce le differenze. C'è una delle- personalità diversa, ovvio. Ah, avete qualcosa di diverso? Ah, mia Attenzione a questa sorella, notizia. mia sorella è molto meno diplomatica di me, Ah, però tu mandi tutti direttamente. No, insomma. io sono cioè lei è meno diplomatica, meno, io di più, meno, però se meno. mi arrabbio io poi non ci sono È tanti, finita. quindi comunque anche quando si arrabbia io non le do torto, dico hai ragione ma dovresti cercare di trattenerti. C'è l'altro proprio la parte Virgilio di uno e dell'altro. Silvia Sì. Squizzato, ti lasciamo che voli a fare l'inviata conduttrice come sempre e quindi grazie. Grazie mille, grazie. Imma. Noi ci rivediamo Sì, presto. sempre. Say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey, hey. And when you're done, I'll make you do it all again. I said, oh my